Buonasera da Portoviro, siamo con l'assessore allo sport Michele Capanna in questa festa straordinaria. Che edizione è? Questa è la seconda edizione ed è un'iniziativa di promozione dello sport che dà l'opportunità a tutte le società sportive del territorio di presentarsi, di farsi conoscere, di presentare i propri programmi e le proprie attività, e al tempo stesso ai cittadini dà l'opportunità di conoscere quelle che sono le discipline sportive che si praticano nel proprio comune. Facciamo una passeggiata in questa piazza, che è una piazza gigantesca, però siete riusciti a riempirla con tutte le attività sportive della vostra zona. Anzi, guarda, giro la telecamera. Contenti e orgogliosi perché praticamente tutte le società sportive del territorio del nostro comune hanno aderito con entusiasmo a questa manifestazione. Abbiamo Massimiliano Duran, che è stato più volte campione mondiale ed europeo di box dei pesi massimi leggeri, e là in fondo, se vuoi, andiamo a conoscerlo. Chiedo a lei, faccia una domanda all'assessore, perché secondo me, se lei insiste, anche vista la mole che ha, un campionato importante qua a Portoviro lo portano. Ma io guarda, adesso sono diventato organizzatore, oggi ho rappresentato la squadra a Ferrara, il campione italiano dei pesi medi è Luca Chiancone, che fa parte della squadra, e quindi adesso lui dovrà fare una difesa ufficiale a Trieste il 1° di dicembre. Dopo ci sarebbe la possibilità di fare la difesa volontaria con Andrea Roncon, e stavo appunto chiedendo qui all'assessore se siete interessati a farla qui a Portoviro, perché mi piacerebbe molto, anche perché io molti anni fa ho avuto un negozio, un'azienda qua a Portoviro, e ho lavorato qui per quasi 2 anni, quindi mi piacerebbe molto farla qui. Assessore, questo qua è un obbligo morale, eh? Sarebbe un'enorme soddisfazione per noi, perché già nel 2020 avevamo organizzato la gara per il titolo italiano dei pesi medi con il nostro pugile Andrea Roncon della Box Cavarzer, allenato dal maestro Nicola Fontolan. Siamo riusciti ad organizzarlo, e anche se eravamo in periodo di pandemia e purtroppo non c'era il pubblico, c'erano solo gli addetti ai lavori. Quindi sarebbe di grandissima soddisfazione per noi riuscire a realizzare questo obiettivo, che io penso sia anche un sogno, e sarebbe una enorme soddisfazione, sono sicuro, per il nostro Andrea poter combattere di fronte al suo pubblico. Puntano molto su di te, quindi hai una bella responsabilità. Devo far capire che fanno bene a puntare su di me. Grande Andrea. Non so nel vostro mondo cosa si dice, il culo alla balena, come si dice? Però va bene, qualsiasi augurio va bene tutti, sì. Ti ringrazio Andrea, complimenti. E qua sono con il mio grandissimo amico, sono orgoglioso di essere tuo amico, Ermanno, campione del mondo. È un piacere essere tuo amico. Dimmi tutto. Allora niente, ancora una volta ci hai stupito, sei campione mondiale senior, so che adesso abbiamo più 3 minuti e ti lascio subito al palco. È un'emozione come l'altra volta o di più? Di più, perché vengo da un infortunio, quindi superare quello e poi arrivare anche a vincere i mondiali nella categoria 80 kg senior Grandmaster è stata un'emozione unica. Poi sentire l'inno nazionale con la bandiera dietro le spalle, guarda, unica. Grazie Alvaro, noi ti ringraziamo come polesani, ma ti ringrazio come amico, perché mi fa piacere essere tra i tuoi amici. Magi per sempre, grazie. Sindaco Valerio Mantovano, naturalmente presa al volo, e che dire, seconda edizione di questa festa dello sport, e come sempre un successo. Sì, oggi è la giornata in cui le associazioni hanno la possibilità di mettersi in gioco e soprattutto di avere il giusto momento di visibilità, perché devo dire che spesso non si riesce a percepire il sacrificio, l'impegno e il lavoro che c'è dietro a un'associazione, al mantenerla, a farla crescere, e anche naturalmente il sacrificio che fanno anche le famiglie per riuscire a far coltivare la propria passione magari ai figli o alle figlie. Quindi io sono veramente contenta e devo ringraziare i miei collaboratori che anche quest'anno sono riusciti a mettere in piedi questa bella giornata di sport e dello stare insieme. Io riscontro che Portoviro, quando Portoviro chiama, Portoviro risponde, rispetto anche a altri paesi. Ogni volta la piazza è piena, quando fate qualsiasi tipo di manifestazione la popolazione c'è. Infatti devo dire che queste giornate così piene, così partecipate sono possibili perché c'è un tessuto che ogni volta che viene chiamato risponde. Portoviro è una città energica e ha voglia di essere
di essere sentita, di essere percepita e valorizzata, e io penso che tutte queste iniziative diano la possibilità naturalmente a tutte le piazze, non solo alla piazza della Repubblica, che è la nostra piazza principale, di tornare a vivere e di diventare veramente punto di aggregazione per le persone.